Doveva essere una manifestazione pacifica per chiedere verità e giustizia. La mobilitazione indetta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si era però presto trasformata in una lunga notte di guerriglia urbana nel cuore della città. La protesta organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna durante un intervento di polizia, è degenerata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura. Bombe carta, pietre e bottiglie contro gli agenti, auto incendiate e negozi danneggiati hanno segnato le ore più tese della serata. Il bilancio della questura parla di 64 operatori delle forze dell'ordine feriti, con prognosi comprese tra i 3 e i 35 giorni. Tra questi anche 14 poliziotti del reparto mobile di Padova. Ferma la condanna dei sindacati di polizia. A Bologna sono evidenti le responsabilità delle istituzioni. I poliziotti non possono essere strumenti delle opposizioni. Scellerata la scelta di autorizzare ed indire una manifestazione contro i poliziotti, in attesa che i fatti vengano accertati. In occasioni come queste tutti dovrebbero tacere per consentire una serena disamina dei fatti accaduti. Ho sentito telefonicamente i colleghi presenti a Bologna ieri. I tafferugli violentissimi si sono protratti dalla sera fino alle 4 del mattino e il bilancio per la città è stato devastante. Le immagini raccolte dagli investigatori sono ora al vaglio per identificare i responsabili, alcuni dei quali sarebbero già stati individuati. Intanto la famiglia di Fakir prende le distanze dagli scontri. Oggi non consiglierei certo a mio figlio di intraprendere una carriera come questa. Troppo violente sono le piazze e troppo è la cattiveria che viene manifestata nei confronti delle forze dell'ordine. FSP esprime una forte vicinanza ai colleghi che hanno riportato feriti a Bologna ieri e che con il loro sacrificio hanno consentito ancora che non fossero poste in essere ancora più gravi conseguenze per tutti.